La storia, raccontata per immagini, parla del passato, ma è il sapore dell'attualità proiettata al futuro. Maria Darlini, in arte Foto Mariuccia, è stata una donna che ha precorso i tempi, fotoreporter per l'edizione del Levante del secolo XIX, 60 anni fa, nel momento della nascita della redazione chiavarese. Attraverso i suoi scatti ha raccontato 10 anni di storia del territorio in uno snodo cruciale tra il dopoguerra e l'inizio degli anni 60. Alcuni degli scatti più significativi sono stati raccolti da Giorgio Getto Viarengo in un volume. Riguardare quelle foto ci permette di fare un viaggio cronologico in un pezzo, in un momento della storia di Chiavari dove il dopoguerra è finito e inizia la Chiavari della modernità dei nostri giorni, tra luci e ombre. Nel senso che tante cose non sono state fatte bene, altre invece sono state fatte benissimo e danno a Chiavari questa vivibilità e questa straordinaria lucentezza a questa città. Per la redazione del secolo XIX parlare di Foto Mariuccia è parlare di una persona di famiglia. I figli di Maria, Giorgio e Mario Sanguinetti, e oggi i nipoti Luca e Mauro, hanno proseguito la tradizione di famiglia, continuando a collaborare con il giornale che proprio quest'anno festeggia 60 anni di attività sul territorio. È un giornale che appunto ha aperto la sua prima redazione qui a Chiavari nel 59, ha creduto che fosse giusto aprirla nonostante non fosse questo un capoluogo di provincia, perché le altre redazioni sono state aperte solo in capoluoghi di provincia. E però questo è stato significativo perché allora gli editori avevano visto lungo, avevano capito che questo territorio per le sue caratteristiche, le sue specificità era un territorio a sé stante rispetto alla Grande Genova e aveva bisogno di essere raccontato adeguatamente, quindi ci fa piacere 60 anni dopo essere gli eredi di questa intuizione ed essere ancora qui a raccontare la storia del nostro territorio.